Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi siamo a San Canzian d'Isonzo, azienda di Fede di Romans, Lorenzon, titolare, figlio di Enzo, uno dei padri spirituali fondanti della viticoltura regionale. Adesso facciamo un giro verso l'Isonzo e tra le vigne, e così cominciamo questa puntata di FVG da scoprire. Guardate. Trasformare le ghiaie in terreni da uve stellate accanto al fiume Isonzo. Viaggio in una docca ai margini orientali rivieraschi con un fuoristrada stellato, il Land Rover Discovery. Seconda puntata della nuova serie di FVG da scoprire, il programma ideato da Carlo Morandini, che questa volta ci porta a scoprire le ricchezze dei confini orientali della Riviera Friulana, le terre dell'Isonzo. Per visitarle e incontrare operatori che hanno trasformato i terreni prossimi al corso del fiume in vigneti di pregio e campagne dalle quali si ricavano prodotti rurali e agroalimentari di qualità, questa volta saliamo su un fuoristrada per eccellenza, la Land Rover Discovery. Quello che utilizzeremo è un modello di gamma alta, decisamente accessoriato, con perfino 2 tablet ad alta definizione per collegarvi il computer e lavorare, o semplicemente una stazione per videogiochi per i più giovani inseriti nei poggiatesta dei sedili anteriori, dei 7 sedili a disposizione. Una macchina da fuoristrada con controlli elettronici molto evoluti per i percorsi più difficili, in grado di superare guadi fino a 70 cm di profondità, che permette a chi è a bordo di non sentire molto delle asperità del terreno. Dove l'abbiamo provato? Sul Greto dell'Isonzo. Per arrivarci, senza correre rischi, su un tracciato fuoristrada sconosciuto, verso un guado, ci facciamo accompagnare da Nicola Lorenzon, che assieme al fratello enologo Davide prosegue nel percorso che il padre Enzo, tuttora impegnato in azienda, ha avviato per riconversione di quest'area. Lorenzon, con l'azienda Feudi di Romans a San Canzian d'Isonzo, hanno vinto concorsi mondiali per le varietà internazionali da uve bianche, il Pinot Grigio e lo Chardonnay, con viti coltivate sulle grave, sulle ghiaie, sui terreni vicini agli argini del fiume Isonzo, dimostrando che passione e professionalità consentono di raggiungere anche i traguardi più difficili. Land Rover Discovery, 3000 di cilindrato, 250 cavalli, 2 tonnellate e 6 di peso, ma è come non sentirli, si guida con 2 dita, ha tutti gli accorgimenti elettronici per andare fuori strada, per fare del salon fuori strada, ma è anche un salotto viaggiante, chi vuole farci dentro un ufficio mobile lo può fare serenamente. Quando ero piccolo lo facevo con la Land Rover, quella a passo corto, avevamo montato dietro i baracchini, andavamo a fare le riprese e anche le telecronache, radiocronache notturne, le radio private, le prime radio pirata dell'epoca. Adesso andiamo verso l'Isonzo e ci guida Lorenzon. Adesso andiamo a vedere. Stiamo andando nel letto dell'Isonzo. Fantastico. Ovviamente non esagereremo tanto perché la macchina non è mia, non mi posso permettere di fare di Puoi più, andare giù, piano piano, prendi bene le misure. La cosa elettronica l'abbiamo alzata al massimo, guarda fino a 1 metro di profondità. Siamo nel ghetto dell'Isonzo come vedete, non si accorge neanche dei sassi, è come andare a finire su una strada asfaltata. Ovviamente è un 4x4 con tutti i controlli elettronici che la Land Rover ha studiato per questo tipo di macchine, guida quasi da sola, qui non abbiamo grandi pendenze, supera pendenza del 45% e anche inclinazioni laterali del 45%, è una specie di Caterpillar, una macchina che vi porta ovunque e ci porterà anche fuori da questo guado. Adesso andiamo. Come vedete non ha paura di nessun tipo di asperità e va, guardate quanti corri. È una macchina sterata, io da piccolo ne facevo tanti con le macchine a 2 ruote motrici, ma vedete che divertente anche il normale, e sono 250 cavalli. Ciao, a dopo! Lorenzon, qua siamo nel ghetto dell'Isonzo, in pratica è stato coltivato fino vicino alle rive, ma perché si può fare, però in questa zona c'è solo mais, quindi se arriva l'acqua si perde poco. Infatti c'è solo mais, siamo all'interno dell'argine del fiume Isonzo, quello che ci protegge ovviamente da tutte le piene del fiume. Ce ne sono, infatti qui dentro mettiamo ben coltivato normalmente a mais, perché spesso e volentieri ci possono essere delle inondazioni e quindi i vigneti non è il caso ovviamente di impiantarli. Poi, le inondazioni arrivano di solito fuori dalla stagione del mais. Arrivano, bravissimo, fuori dalla stagione del mais, e ovviamente durante l'estate, quando ci possono essere dei temporali molto forti e magari con delle situazioni dove c'è lo scirocco, quindi il fiume non riesce a scaricare in acqua, in mare, e tende a alzarsi. Adesso dove andiamo? Adesso andiamo qui a sinistra.
Andiamo, vi porto a vedere un vigneto, il vigneto di Pinot Grigio che abbiamo vicino a casa. Qui in lontananza già vedete la sede aziendale dove è nato tutto nel 72 da papà e nonno. Sono nati con 5 ettari proprio vicino all'azienda, adesso l'azienda conta quasi 90 ettari di vigneto. E infatti vi porto qui vicino, questo qua è un vigneto di Pinot Grigio. Possiamo anche prendere questa strada qua così possiamo fermarci, siamo in mezzo alle vigne. Questo è uno dei primi vigneti che ovviamente negli ultimi anni abbiamo rimpiantato, abbiamo messo Pinot Grigio perché come tutti i vini bianchi del Friuli Venezia Giulia sono molto importanti, ma per il mercato estero il Pinot Grigio è fondamentale. La nostra azienda ormai tocca quasi 23 stati nel mondo e ovviamente la richiesta del Pinot Grigio è importante. Qui ha trovato un microclima, un terroir perfetti ed è quel vino che spesso e volentieri ci apre le porte per poi poter inserire anche i vini autoctoni, che spesso e volentieri è un po' più difficile, come la ribolla gialla o il friulano. Questi qua sono tutti Guyot unilaterali, quindi potete vedere dalla piantina noi andiamo a tirare giù un tralcio solo in produzione. Questo per mantenere una resa ettaro bassa, siamo intorno ai 90 quintali a ettaro. Andiamo giù a vedere. Allora Lorenzon adesso ci racconta un po' la storia di questa realtà. È cresciuta dal nulla, è una delle famiglie che ha fatto la viticoltura del Friuli Venezia Giulia e che ha creato la fama che hanno i nostri vini nel mondo. Qui quindi dicevamo che siamo in mezzo al Pinot. Qua siamo in mezzo al Pinot Grigio. Vino autoctono, ma che come si diceva prima è veramente molto importante per il Friuli Venezia Giulia, anche perché essendo un bianco il Friuli Venezia Giulia è famoso per i vini bianchi. La nostra azienda produce il 72% di vini bianchi con una gamma molto vasta, perché nelle autoctoni abbiamo i vini più importanti, può essere la ribolla gialla, la malvasestriana, il friulano. Poi abbiamo vini che si stanno scoprendo molto adesso, che è il Traminer aromatico. Poi vini internazionali come il Pinot Grigio, il Sauvignon, il Pinot Bianco e lo Chardonnay, sono vini sicuramente internazionali, ma che però, visto l'attitudine che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, che è comunque il parallelo uno dei più famosi in assoluto nel mondo per la produzione di vini di qualità, hanno trovato un microclima che le ha resi famosi in tutto il mondo. Noi abbiamo scelto proprio di piantare qua il Pinot Grigio perché comunque il terreno è stato selezionato per la qualità che aveva, che dava sicuramente ancora più lustro a questo vino. Un Pinot Grigio che ci apre le porte un po' nel mondo e ci aiuta ovviamente poi a portare anche i nostri vini autoctoni, quelli che il Friuli Venezia Giulia crea, produce e sono fondamentali per farci conoscere, perché sono delle realtà che abbiamo solo noi in Friuli Venezia Giulia, che nessun altro nel mondo, nelle grandi produzioni di vino o di uva che c'è nel mondo, sono nostre, e io sono sempre il primo a spingerle perché ci caratterizzano e ci distinguono da tutto il resto della produzione viticola, non solo italiana ma anche del mondo. Un tempo si diceva che c'era una grande guerra, una grande lotta tra vini di collina, vini di pianura o vini di grave, vini da terreni sassosi. In realtà questa azienda ha dimostrato che anche da questi terreni sassosi si possono creare grandi vini. Infatti avete vinto dei premi mondiali. Abbiamo vinto dei premi mondiali sia a Londra sia a Bruxelles, in altre varie challenge nazionali, ma i terreni nostri sono belli anche perché sono stati creati dal fiume Isonzo, che abbiamo appena visto, che negli anni con il cambio del letto del fiume ha eroso anche parte della terra rossa, delle colline, le ha portate qua a noi. Abbiamo delle zone dove sono sassose, ma ci sono anche delle zone sabbiose dove abbiamo messo il Traminer, che ama la sabbia. Una grande varietà di terreni. Abbiamo una grande varietà di terreni e questo ci permette di puntare a quei vini che ci fanno conoscere sempre di più e ci regalano dei premi ovviamente internazionali. Il più recente? Il più recente è il Sauvignon e il Traminer, il Sauvignon, scusatemi, il Pinot Grigio a Bruxelles. È un concorso di livello mondiale. Sì, adesso è uscita anche l'ultima guida del Gambero Rosso, dove abbiamo una bella pagina con diversi, per adesso ancora 2 bicchieri, ma ovviamente un po' alla volta punteremo anche noi a 3 bicchieri.
E poi volevo anche dire che non c'è più questa grossa guerra fra i vini di collina e i vini di Isonzo. Abbiamo capito un po' alla volta che il Friuli Venezia Giulia è il Friuli Venezia Giulia, dobbiamo collaborare un po' insieme per farci conoscere, perché è vero che facciamo i vini più buoni, i vini bianchi più buoni del mondo, vogliamo dirlo, magari qualcuno si può arrabbiare, però andando via uniti possiamo farlo conoscere anche in quelle regioni dove ancora adesso per il Friuli Venezia Giulia è sconosciuto. Io sono appena tornato da un viaggio di 12 giorni in Cina, e sicuramente è un mercato, ma dobbiamo far conoscere i nostri vini ancora. Senti, Pinot Grigio con cosa lo abbiniamo del territorio? Beh, il Pinot Grigio del territorio a me piace che molto, mi piace molto come aperitivo, perché questi vini dell'Isonzo hanno questi belli profumi molto fruttati che ti coinvolgono nel berlo, in bocca a quella buona mineralità che è tipica dei nostri terreni, che quindi ti lascia la bocca bella asciutta. Se vogliamo andare a abbinare a qualche piatto, sicuramente a piatti di verdure, qualche bel risotto che possiamo avere adesso con il radicchio rosso, oppure con i sclupiti. Qualche bel risotto a me piace molto. E poi dopo, come tutti i nostri bianchi, tutto pesce, vai dal crudo fino al cotto senza problemi. E anche qualche bel vino particolare tipo il Pinot Nero che stiamo producendo adesso e sta avendo un grandissimo successo non solo in Italia ma anche all'estero. Lo possiamo abbinare anche a dei piatti particolari come può essere il Boretto di Grado, che è qua vicino, siamo a 10 km, e quindi un piatto particolare, un piatto molto forte che si abbina molto bene al Pinot Nero. Qui abbiamo un trattore che sta arrivando a tutta forza. Questo è il segnale che dobbiamo correre in cantina. Guarda il bel trattore che sta per andare a lavorare tutto nelle vine. Con Lorenzon, quelli di Romance, azienda agricola Lorenzon, avete visto, abbiamo pesato la macchina 2 tonnellate e 600 kg, quello che serve per essere ben piantati sul terreno. Qui dove siamo? Cosa c'è qui dentro? Qui la sede aziendale e ovviamente la cantina che è costruita nel 94. Qua è dove arriva tutta l'uva da tutti i nostri vigneti, viene diraspata, immediatamente è abbattuto la temperatura, l'uva tramite delle pompe arriva dentro la cantina e qua comincia tutta la fase di vinificazione dei nostri vini. Dalla pressatura con 2 presse Booker a pressatura soffice, poi dopo tutte le vasche in acciaio per una vinificazione. Per i vini feudi rimangono quasi 6 mesi, 5 mesi all'interno delle vasche con i propri lieviti che vengono battonati 2 volte alla settimana in assenza di ossigeno, questo proprio per dare ed estrarre il maggior profumi e corpo nei vini. Mentre per i rossi fanno qui la fermentazione e poi dopo vengono messi a riposare in un altro ambiente dove ci sono i barrique e qualche tonneau. Ed esclusione, dicevo prima, tutti i bianchi nostri fanno acciaio, esclusione di una riserva che a breve uscirà, dove lì invece facciamo una parte di tonneau, fermentazione e affinamento in tonneau, e una parte invece sulla vasca d'acciaio. In Italia va bene, all'estero in quali paesi vanno questi vini? All'estero tocchiamo abbastanza paesi, siamo quasi 23 paesi nel mondo, diciamo che quelli più importanti è il Nord America, gli Stati Uniti, l'Inghilterra. Abbiamo un ottimo business in Russia, stiamo aprendo adesso l'Asia con il Giappone e la Cina, e poi comunque anche l'Italia. Per noi il mercato italiano è comunque importante, è quasi il 50% del fatturato e non vogliamo abbandonarlo. Tanti puntano ovviamente all'estero, è vero che ha tanti punti positivi, però comunque il nostro mercato è l'Italia, a noi piace e quindi lo stiamo curando anche questo, uguale a quello dell'estero. Bene, andiamo a assaggiarne uno adesso. Assolutamente, mi sembra una buona idea. Però possiamo spostarci dall'altra parte, così nel punto vendita dell'azienda dove è nato tutto, perché lì è nato con la nonna e la mamma che vendevano il vino sfuso
in Damigianette, da lì è nata l'azienda, quindi mi piacerebbe farlo da là. Bene, andiamo Okay? al cuore della Andiamo. situazione. Cari amici e cari amiche, ecco finita questa puntata, avete visto fare il fuoristrada con la Discovery Land Rover, qua siamo in mezzo alla natura, sentite le oche lastre che cantano, un buon bicchiere di vino, ma ci rivediamo alla prossima puntata, non tutti se lo possono permettere, beh, noi sicuramente possiamo però farvi sognare. Arrivederci. Siamo arrivati nel cuore dell'azienda Lorenzo, una botte storica, l'esposizione dei vini, qua c'è anche la rivendita, anche dei prodotti agricoli che si fanno su queste terre perché sono i prodotti di loro, sono gli ortaggi di quest'area che vengono serviti assieme ai vini. Cosa assaggiamo? Assaggiamo un friulano, il nostro vecchio Toccai, un vino amatissimo non solo in Friuli Venezia Giulia ma in tutta Italia. Ovviamente l'abbiniamo al miglior abbinamento possibile, che è ovviamente un bel prosciutto di San Daniele, che è un'altra eccellenza del Friuli Venezia Giulia che tanti ci amano e ci invidiano anche. Quindi il friulano, un vino nelle nostre terre, viene molto tipico, una bella mandorla sia al naso sia in bocca, questa mandorla amara che però tende a pulire molto la bocca, come un po' anche grazie alla mineralità che abbiamo. Cin? Sì. Land Rover Discovery per scoprire queste bellezze, questa grande natura che ha dato al Golfo di Trieste questo spettacolo. Guardate che bella città. Siamo verso il tramonto, stiamo scendendo da Opicina, dalla zona del Faro, dall'obelisco, andiamo giù verso Trieste, verso il centro della città. Land Rover Discovery è una super macchina, una super car, anche se è un fuoristrada, vero e proprio fuoristrada puro, però dentro ha l'arredamento e l'allestimento di una gran macchina di grande qualità. Guardate che bella rifinitura, 3000 cm3 di cilindrata, guardate che spettacolo anche il panorama, lo sfondo, si vede tutta la riviera friulana da Grado fino a Lignano, guardate la Grado e la laguna dietro retrostante, bellissimo. 3000 di cilindrata, 250 cavalli, 2600 kg, ma è come non avere, come guidare un'utilitaria. Qui siamo in discesa, ovviamente non c'è nessun problema, lo farebbe qualsiasi macchina, ma che in salita o nel misto la si guida semplicemente con 2 dita, con la sola pressione di 2 dita sul volante. È servo assistita in tutte le funzioni, anche quelle fuoristrada, ha l'inclinometro a 7 marce, un cambio con una selettività incredibile, non si sente nemmeno quando cambia, sale su pendenze molto elevate e anche scende su tratti che sono molto inclinati senza risentire minimamente, può raggiungere e superare settori di sbandamento fino a 45 gradi di inclinazione e non è poco per una macchina così. A presto, alla prossima gita da queste parti.